accoltellamento, 27enne in ospedale a colpirlo un minorenne, tragedia sfiorata in Polesine a pochi giorni dall'omicidio a Rovigo, il sindaco, fenomeno preoccupante. Esce dal carcere e torna a perseguitare la sua ex moglie, fermato a Selvazzano uno stalker 62enne, ora finito dietro le sbarre per maltrattamenti in famiglia. A Monselice è confermato il primo caso di West Nile in forma grave in un 54enne, a Schio invece un caso di dengue, scatta la disinfestazione. Bimba di 7 anni sfugge, genitori e scompare, momenti di angoscia a Jesolo, scattano le ricerche, dopo un'ora la piccola trovata sotto un ombrellone, impaurita. Le polemiche su Gaza fanno alzare il livello di attenzione attorno al ghetto di Venezia. Per il presidente della comunità ebraica Dario Calimani si respira un clima da Berlino anni 30. Per la Lega il Veneto è cruciale, se la Meloni non cede il candidato si rischia una crisi di governo, mentre il tavolo nazionale del centrodestra slitta ancora l'analisi del giornalista David Parenzo, ieri sera ospite al Ring. Pioggia di critiche sui social ma non cambiano idea, i titolari della pasticceria di Oderzo finita sotto i riflettori per la scelta di far pagare un extra di 10 centesimi per tagliare a metà la brioche, cittadini e clienti divisi. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, tragedia sfiorata dal Barella, un 16enne ha accoltellato un 27enne dopo una lite violenta. Il sindaco di Rosolina Mare, un fenomeno questo che preoccupa. Ragazzini armati di coltello ad Albarella, solo i pochi giorni dalla tragedia di Rovigo, l'ennesimo episodio violento che poteva avere un risvolto drammatico. Nei pressi del centro sportivo è scoppiata una feroce lite tra un 16enne e un uomo di 27 anni. In un attimo il diverbio è degenerato ed il minorenne è estratto un coltellino e senza esitare ha colpito il rivale. Scongiurata la tragedia grazie all'arrivo degli uomini della sicurezza che hanno bloccato il 16enne e poi l'arrivo dei carabinieri per le indagini. Il ferito è stato portato in ospedale per essere medicato, le sue condizioni non sono preoccupanti. Grave invece questo fenomeno sociale, lo ribadisce anche il sindaco di Rosolina Mare. È un segnale sociale comunque che ci deve far riflettere, soprattutto capire anche le nuove generazioni, cioè fare anche una sana educazione che sicuramente parte dalla famiglia. Cioè non è che uno tira fuori un coltello così con facilità. Solo qualche giorno fa si è consumata la tragedia nel cuore di Rovigo, ora diventata zona rossa. Una rissa fra due gruppi, da una parte di giovani tunisini, dall'altra pakistani. Ad avere la peggio Amine Gara, 23 anni, tunisino, colpito con un coccio di bottiglia e morto poco dopo. Per questo sono state fermate 5 persone. Intanto Rovigo rimarrà blindata fino ad ottobre, poi verrà presa la decisione se prorogare la zona rossa oppure no. In queste ore intanto si è svolto un altro vertice in prefettura Rovigo con la presenza di vari sindaci, sul piatto anche il tema della sicurezza. È una tematica costante, con la prefettura siamo tutti in contatto come amministratori, il prefetto ci sta dando anche una mano forte con riunioni, con la gestione anche dei singoli eventi che magari possono attrarre anche tanto pubblico, di conseguenza anche la possibilità insomma, che ci siano anche queste risse, però ecco, c'è un coordinamento costante e importantissimo che la prefettura e con tutto il tavolo della sicurezza provinciale stanno facendo su tutti i comuni della provincia di Rovigo, ma in particolare i comuni turistici. Su quanto accaduto ad Albarella stanno invece indagando i carabinieri per capire i motivi che hanno portato alla lite. Esce dal carcere e torna a perseguitare la sua ex moglie, fermato a Selvazzano uno stalker 62enne. La prima cosa che ha fatto dopo essere uscito dal carcere, dove era finito per maltrattamenti in famiglia, è stato quello di tornare a molestare la sua ex moglie. Un 62enne di Selvazzano è stato rintracciato dai carabinieri che hanno applicato il braccialetto elettronico e gli hanno imposto il divieto di avvicinamento e di dimora nei comuni di Selvazzano, Abano Terme, Rubano e Rovolon. L'uomo nell'ottobre del 2024 era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per la violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento all'ex moglie. Ora dovrà rispondere anche di atti persecutori nei confronti della donna. A giugno, quando uscito di prigione, il 62enne si è recato nell'abitazione dell'ex moglie, l'ha minacciata e offesa, poi ha continuato a ripresentarsi lì con atteggiamenti sempre più aggressivi, aspettandola anche all'esterno del posto di lavoro e insultando il figlio. È arrivato anche ad aggredirla fisicamente, ferendola. La donna, preoccupata per la sua incolumità e per quella del figlio, ha così deciso di denunciare l'ex marito ai carabinieri. Allerta West Nile dopo i casi in tutta Italia, il primo nel padovano confermato a Monselice.
A Monselice è confermato il primo caso di West Nile in forma grave in un 54enne ricoverato e poi dimesso per la febbre, poi nuovamente ricoverato in ospedale a Padova nel reparto di malattie infettive per l'aggravarsi del quadro clinico. I test hanno confermato che la meningoencefalite è dovuta al virus trasmesso dalla zanzara comune. Nel padovano in totale sono 3 i casi di West Nile, 2 risolti con forme febbrili. Le infezioni del virus West Nile in circa il 90% dei casi decorrono in modo asintomatico. Intorno al 10% invece possono avere una sintomatologia di tipo flu-like, cioè influenza simile, quindi con mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari, inappetenza e astenia, quindi debolezza e febbre di grado variabile. Meno dell'1% può avere invece un interessamento neurologico, con quadri che possono spaziare dalla meningoencefalite, come è capitato ieri, alla paralisi flaccida. Al momento si continua con i monitoraggi in linea con le pratiche messe in campo anche nelle scorse estati. Il numero maggiore di contagi con forme gravi nel padovano si era registrato nel 2022. E nel 2022, pur essendo stata un'estate particolarmente secca e quindi molto calda e con poche precipitazioni, c'è stata una grande diffusione a livello umano del virus West Nile, nonostante ci fossero poche zanzare. Questo perché? Perché è successo che i pochi punti in cui si raccoglievano le acque erano spesso e volentieri raccolte idriche di origine antropica, quindi umane, per cui si trovavano sia i serbatoi naturali, quindi i volatili, che le zanzare, che sono il vettore principale naturale, che l'uomo molto ravvicinati, per cui i volatili infettavano le zanzare che infettavano l'uomo, e questo ciclo si è ripetuto tante volte. Quest'anno, in cui per fortuna abbiamo un'estate meno pesante dal punto di vista della siccità e un po' più mite, capita che l'acqua e quindi le raccolte di acqua sono più diffuse, in qualche modo anche i volatili eventualmente infetti sono più sparpagliati ed è meno facile che si accumulino in certi punti e quindi infettino un gran numero di zanzare, tanto è vero che quest'anno stiamo avendo infatti per fortuna una diffusione meno rilevante rispetto a quello che è capitato nel 2022. I consigli sono sempre i soliti: usare repellenti, abiti lunghi e chiari quando si esce di sera, proteggendo piedi e caviglie, i punti dove le zanzare pungono più facilmente, proteggere gli ambienti domestici con zanzariere. Nel frattempo, dopo il numero di casi in Lazio e Campania, il Centro Nazionale Sangue ha pubblicato l'elenco con 31 province sottoposte a limitazioni delle donazioni per il contrasto del virus West Nile. In Veneto, però, i donatori di sangue e plasma che abbiano soggiornato o vivono in province in cui è presente la zanzara vettrice della West Nile virus non vengono più sospesi grazie a un particolare test, il test NAT, che viene normalmente effettuato con gli altri esami eseguiti per la validazione di ogni sacca di sangue donata. Il caso di febbre dengue registrato a Schio, riunita oggi l'unità di crisi in municipio, scattato l'isolamento per il paziente e l'avvio alla disinfestazione dell'area prevista dal protocollo sanitario regionale. Questa mattina abbiamo avuto un incontro per l'unità di crisi che si è determinata appunto per questo caso di febbre dengue che abbiamo avuto a Schio. Ci siamo incontrati con il SISP dell'US7 Pedemontana, con la protezione civile, con i nostri uffici per ciò che riguarda l'ambiente, la comunicazione, l'anagrafe, anche con la polizia locale per coordinarci ed intervenire sulla zona. La macchina operativa dell'unità di crisi di Schio si è dunque mossa immediatamente all'annuncio del caso di febbre dengue registrato nel territorio. Cresce l'attenzione sul fenomeno con l'aumentare degli episodi a livello nazionale. Registrato il 6° caso di morte avvenuto a Latina per un uomo di 86 anni. Il paziente scledense risulterebbe invece in buone condizioni di salute, ma per lui, come previsto dal protocollo regionale per la gestione delle arbovirosi, è stato disposto l'isolamento domiciliare. Si tratta di un cittadino rientrato dall'estero. Per completare le procedure, il Comune è intervenuto in stretta collaborazione con l'US7 e la Protezione Civile e la Polizia Locale. È necessaria una disinfestazione sostanzialmente e questa andrà avanti per la giornata di oggi. E poi sarà comunque necessario un passaggio da parte della ditta che è stata incaricata dall'US7 per queste operazioni, che è la ditta Triveneta, di fare un passaggio anche alla sera, e questo per 3 giorni. Dopo si verificherà se effettivamente l'intervento fatto è stato efficace. Interessate in particolare le vie Ragabassa, Calabrine, Vaiselle e Strada Masetto.
In 5 province del Veneto nel frattempo sono scattate le restrizioni sulle donazioni di sangue disposte dal Ministero della Salute. In via precauzionale verrà effettuato un test genetico che rileva la presenza di virus. Per tutti i cittadini si rinnovano le abituali raccomandazioni per evitare ristagni d'acqua. È tutto sotto controllo, chiediamo ovviamente alla popolazione, perciò di quelle aree, di essere assolutamente disponibile e collaborativa. Ed ora nel veneziano, sabato scorso la polizia ha ritrovato una bambina di 7 anni che si era smarrita in spiaggia a Jesolo nei pressi di piazza Marconi. Diverse pattuglie di agenti insieme ad alcuni volontari hanno iniziato a setacciare l'arenile subito sia lungo la spiaggia che in via Bafile. Circa un'ora dopo i poliziotti hanno visto rannicchiata tra gli ombrelloni una bambina corrispondente alla descrizione dei familiari che gli è corso incontro non appena gli agenti l'hanno chiamata per nome. La bambina impaurita ed infreddolita è stata rassicurata dai poliziotti che per riscaldarla si sono sfilati il giubbotto dell'uniforme accompagnandola a riabbracciare i propri cari. Le polemiche su Gaza fanno alzare il livello di attenzione attorno al ghetto di Venezia. Per il presidente della comunità ebraica Dario Calimani si respira un clima da Berlino anni 30. Nell'ultimo anno gli episodi di antisemitismo in Italia sono raddoppiati. La situazione sta peggiorando in ghetto. È da un pezzo con piccoli episodi, ma sta chiaramente peggiorando, ma sta peggiorando in tutta Italia. Lo sentono di più a Milano e a Roma ovviamente. Venezia è una città di solito tranquilla, ma anche qui qualcosa si sta muovendo da un pezzo. Dalla scolaresca che si fa fotografare facendo il saluto romano davanti al monumento agli assassinati nei campi di sterminio, all'uomo di mezza età che insulta per strada il rabbino o a quello che porta il cane a fare i bisogni sui gradini d'ingresso della sinagoga, anche la quotidianità del ghetto di Venezia è sempre più caratterizzata da episodi di antisemitismo che hanno fatto alzare alla Digos il livello di attenzione. Come nell'ultimo anno è accaduto anche nel resto della città, dall'aggressione verbale a un giovane ebreo in campo San Geremia a quel vi cercheremo casa per casa scritto con la vernice sul muro del galoppatoio del Lido. Io sento il clima di una Berlino anni 30. Perché? Perché mancano le scritte sulle vetrine dei negozi con qui non entra l'ebreo, ma lo abbiamo vissuto negli alberghi, nei ristoranti, a Napoli, dove israeliani che sono cittadini normali, probabilmente dell'opposizione a Netanyahu, nessuno gli ha chiesto da che parte stavano, cacciati. A un campeggio in Tirolo vengono cacciati 2 che hanno passaporto israeliano. Sono ebrei semplicemente, forse non sono neanche ebrei, forse sono cristiani. Il conflitto a Gaza ha scatenato una serie di azioni razziste sulle strade e nei social, in un calderone che con la superficialità classica dei luoghi comuni non è nemmeno in grado di distinguere tra ebreo e israeliano e mette tutti sul banco degli imputati. Al ghetto non si capisce davvero che correlazione possa avere una comunità eterogenea per opinioni e storie personali come quella ebraica veneziana con il governo in carica dello Stato di Israele, e perché questa dovrebbe rispondere con una voce sola degli atti presi dal presidente di uno Stato estero in cui, tra parentesi, un residente su 4 non è neanche di religione ebraica. Noi siamo cittadini italiani e ci possiamo esprimere sulla politica italiana e ci sentiamo in dovere di farlo come tutti gli altri cittadini italiani, né più e né meno, ma non sulla politica estera. Io non ho mai chiesto ai cittadini russi in Europa di dissociarsi da Putin e da quello che sta facendo il governo russo. Io non ho mai chiesto agli arabi o ai musulmani d'Europa di dissociarsi da Hamas, ad esempio. Approvato oggi l'assestamento di bilancio 2025 in Consiglio regionale, l'ultimo delle razzaie, l'assessore Calzavara, un bilancio più vivo e più solido che mai. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo passaggio fondamentale in un contesto complesso dove le risposte possono a volte tardare per mancanza di risorse. Il Veneto sceglie di intervenire con decisione e concretezza. Mettiamo a disposizione nel bilancio attuale ulteriori 168 milioni di euro per affrontare temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei veneti. Con queste parole, l'assessore al bilancio e alla programmazione regionale Francesco Calzavara ha commentato l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2025 in Consiglio regionale. Dalla sicurezza del territorio al sostegno sociale, passando per cultura e impiantistica sportiva. Un provvedimento da 168 milioni di euro, di cui 128 coperti con nuovo debito e 40 milioni di nuova spesa immediatamente disponibile.
Un bilancio comunque che ci vede sempre, diciamo, a fare dei sacrifici importanti, ma anche avere le idee chiare su ciò che vogliamo lasciare alla fine di questo mandato. Insomma, per quanto mi riguarda, soprattutto sulle mie diciamo, competenze tematiche, l'agricoltura, il turismo, le cose che abbiamo chiesto, insomma, compatibilmente con le risorse a disposizione sono state accettate, e quindi insomma, credo di poter dare delle risposte sia in ambito agricolo che in ambito turistico. Penso di poter dire che è una chiusura di legislatura positiva. Come al solito il presidente Zaia non si è fatto vedere, era in giro a inaugurare, fare feste eccetera. Noi invece fino all'ultimo giorno di questa legislatura intendiamo impegnarci per provare ad offrire un'idea di società veneta diversa da quella che abbiamo vissuto in questi 5, 10, 15 anni, e lo vogliamo fare con proposte concrete attraverso emendamenti alle manovre di bilancio come quelle che abbiamo presentato in questi lunghi giorni di sessione. Come sempre abbiamo visto una sinistra che ha tentato di attaccarci dicendo che nella nostra regione non funziona niente. Noi sappiamo che in questa regione, grazie al presidente Zaia, abbiamo lavorato tanto per portare a casa risultati che sono sotto gli occhi di tutti, dei veneti, e continueremo a farlo anche in vista delle prossime regionali, dove siamo sicuri ci sarà una continuità con quella che è stata un'amministrazione che ha fatto grande il Veneto. Sono state fatte tante promesse, ma poi di mantenute di fatto quasi nessuna. Parliamo ad esempio della riforma delle IPAB, ma parliamo anche degli aiuti alle imprese che non ci sono stati, anzi sono state bersagliate dall'IRAP. Ci aspettavamo una manovra diversa, chiaramente io ho fatto degli emendamenti, alcuni a favore anche del territorio, ad esempio per il contrasto al granchio blu, che è una specie infestante che ha causato grandissimi problemi alla nostra marineria. Il ministro Urso e il vice premier Salvini in prima persona per assicurare un futuro all'informazione libera di TV e radio locali italiane. Il governo ha infatti ripristinato i fondi a sostegno delle imprese che contano migliaia di dipendenti in tutto il paese. Ci siamo riusciti a recuperare in pochi giorni con nostre risorse, con risorse del Ministero, delle imprese, del Made in Italy, quanto era stato decurtato dal fondo destinato alle emittenti locali. Perché noi siamo sì davvero consapevoli di quanto importante sia il ruolo delle emittenti locali nella informazione del territorio in questo straordinario paese fatto da migliaia di comuni. Sono state ripristinate le risorse a sostegno del settore radio-televisivo locale italiano ed è lo stesso ministro delle imprese del Made in Italy, il padovano Adolfo Urso, a commentare così. La scorsa settimana la notizia del taglio del 14% dei finanziamenti era arrivata come una doccia fredda su tutto il mondo dell'informazione televisiva e radiofonica locale. Ora l'emendamento approvato in commissione al Senato su proposta del ministro delle imprese e con il sostegno del vice premier Matteo Salvini vanno a ripristinare i fondi decurtati, riportando lo stanziamento ai livelli degli anni precedenti. Le televisioni locali sono da sempre il cuore dell'informazione italiana, lo dico non solo da giornalista ma anche da ospite, da nord a sud in tante delle televisioni locali, e conosco i giornalisti, conosco i direttori, le redazioni, spesso mi sono confrontato anche in diretta telefonica, libera e senza filtri con i telespettatori, quindi sono ben contento che nelle scorse ore sia stata accolta una proposta della Lega, un emendamento della Lega in commissione al Senato per ripristinare i finanziamenti che sono dovuti e sono assolutamente ben destinati alle televisioni locali, non solo per rimanere ma per crescere, per sviluppare, per innovare, per coinvolgere, perché molte volte fanno più servizio pubblico le televisioni locali di altre mega televisioni nazionali. Attesa per il nuovo tavolo nazionale del centrodestra sul candidato alle regionali in Veneto che slitta venerdì. Ieri sera al Ring l'analisi del giornalista David Parenzo, ideatore e conduttore della rassegna politica Piazza Asiago, in scena in questi giorni sull'altopiano. È chiaro che se la Lega perde il Veneto perde una parte essenziale della propria, non dico elettorato anche, ma della propria identità. Cioè, per la Lega è impensabile non avere il Veneto. Per Meloni è importante però mettere uno zampino forte al nord.
tu il paese non lo governi se non sei al nord. E infatti perché la sinistra non governa? Perché in genere è mai riuscita a governare una sola importante regione del nord. Voglio dire, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Piemonte. Il Piemonte, cioè il fronte del nord sta tutto in mano al centrodestra. Il Veneto è un grande laboratorio politico, lo è sempre stato, lo era quando c'era la DC, lo è stato quando è nata la Lega e lo sarà ancora a queste elezioni, perché sarà un test anche per il governo. Cioè non dare alla Lega il Veneto vorrebbe dire vorrebbe dire che Meloni getta un guanto di sfida alla Lega. Secondo me se non gli dà il Veneto rischia la crisi di governo. Questa è la mia anticipazione, secondo me. Però può essere che vinca con Speranzoni il braccio di ferro e dica: Salvini dove va senza di noi? Cioè Salvini è in grado in questo momento. Io penso che la Lega deve avere il Veneto. Se non ce l'ha gli fa un casino a Giorgia Meloni. Credo. Salvini però sa che Meloni è molto forte. Cioè se Salvini va a vedere i dati elettorali vede che ormai Fratelli d'Italia, come ti dicevo prima, in Lombardia e in Veneto è già una forza consistente. Cioè, e quindi questo dovrebbe far riflettere in qualche modo Salvini nel non tirare troppo la corda. Non cambiano idea, convinti della loro scelta. Da qualche giorno i titolari della pasticceria Odrey di Oderzo non leggono più social, dove sono piovute critiche da tutta Italia per la scelta di far pagare un extra per tagliare a metà la brioche acquistata. No, non siamo assolutamente pentiti di quello che stiamo portando avanti con cognizione di causa. È stata una scelta imprenditoriale molto tranquilla. La decisione è presa e non si torna indietro. Vanno avanti convinti della loro scelta i titolari della pasticceria di Oderzo, madre e figlio, che hanno ricevuto pesanti critiche sui social dopo aver deciso di inserire nello scontrino un costo extra di 10 centesimi nel caso il cliente chieda di tagliare in due la brioche acquistata. Non è in realtà una semplice brioche già farcita tagliata, ma è in realtà una brioche artigianale, lo sottolineo perché c'è tanto lavoro sotto. Diciamo che la farcitura è pari sia da un lato che dall'altro, quindi il cliente non si può lamentare e a maggior ragione abbiamo pensato di dare precedenza al servizio piuttosto che appunto a un semplice taglio. All'inizio la prendi sempre un po' così, un po' male, poi in realtà è talmente grossa la cosa che o ti abitui oppure non fai, quindi adesso ci abbiamo riso sopra, abbiamo fatto anche qualche post ironico. E se a qualcuno proprio non piace la nostra scelta, pace, sono 10 centesimi, quindi 5 a testa. No? Solidarietà da clienti, concorrenti, ma anche accuse sui social con commenti arrivati da tutta Italia. Eppure tagliare una brioche più grande della media, ci spiegano, richiede un certo tempo, l'utilizzo di un altro piatto, non arricchisce i titolari, non è obbligatorio per i clienti. E poi è tutto segnato in modo trasparente nello scontrino, una forma di rispetto poi per chi lavora nel locale. Lo mettiamo in scontrino come in realtà facciamo tutto quanto e poi comunque è anche giusto tutelare il lavoro delle persone che poi vanno a tagliarle, che sono dipendenti. Quando hai 2 o 3 attività con 15-20 persone, quei 10 centesimi magari non ti fanno diventare ricco, però comunque ti aiutano a contribuire in maniera onesta e puntuale con i collaboratori. Ed è tutto, ora la sigla per le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.